Conferenza stampa oggi del Panathlon Agrigento per annunciare delle importanti novità. Un convegno internazionale di tutti gli associati Panathlon si svolgerà qui ad Agrigento prossimamente, 14 e 15 giugno. Agrigento si appresta ad accogliere il Panathlon International perché è stata scelta come sede per l'organizzazione dell'assemblea elettiva del Panathlon. Ricordo che il Panathlon è un club service benemerito riconosciuto dal CONI e dal CIO e quindi come per le Olimpiadi ogni 4 anni noi svolgiamo le nostre elezioni. Praticamente Agrigento è stata scelta per lo svolgimento non solo poi dell'assemblea elettiva, quindi in gran parte dei club, parliamo di 270 club suddivisi in tutti gli stati europei e del Sud America. I rappresentanti saranno qui ad Agrigento per eleggere il presidente. Oltre alle elezioni ci sarà un importante convegno sul mondo femminile, nel mondo dell'inclusione, del mondo delle donne, nel mondo dello sport, e quindi sarà una bellissima occasione per tutti e soprattutto per chi verrà ad Agrigento. Si parla di circa oltre 300 persone che arriveranno, come dicevo poco fa, da tutto il mondo, la possibilità di visitare Agrigento, e quindi anche per Agrigento sarà un motivo importante per promuovere il proprio territorio. È sicuramente una data importante questa del congresso internazionale che si svolge ad Agrigento, che vede appunto tutti gli associati del vostro club essere qui per l'assemblea elettiva, ma anche per discutere di importanti novità in campo sportivo. Sì, abbiamo una tavola rotonda, ci sarà la vicepresidente del CIO che interverrà in questa occasione durante la tavola rotonda. Il tema è l'inclusione del mondo femminile in ambito sportivo e si parlerà anche di diversità, ma anche di disabilità e inclusione nel mondo dello sport e anche di atleti disabili che anche loro portano in alto la nostra Italia. Quante persone pensate di accogliere? Ma penso che in atto le prenotazioni sono da tutto il mondo, soprattutto a parte dell'Europa, ma soprattutto dal Nord America, dove noi siamo presenti in tutte le nazioni del Sud America, almeno 200-300 persone. Abbiamo visto in collegamento anche l'assessore regionale al turismo che supporta l'evento. Sì, che ringraziamo perché ci ha dato un contributo notevole per l'organizzazione di questo evento, e poco fa abbiamo avuto pure il saluto del presidente internazionale che è lo svizzero Pier Zappelli. Oggi qui ad Agrigento per un momento sicuramente importante, 51esima Assemblea Generale Elettiva, 20esimo congresso internazionale, prevista anche una tavola rotonda, insomma tutti i soci del mondo del Panathlon si riuniranno qui ad Agrigento. Oggi anche lei ha voluto essere presente alla conferenza stampa? Sì, è importante non solo la conferenza stampa, ma è proprio importante anche l'evento. Dal 13 al 15 di giugno ci sarà qui, come ha anticipato, la rappresentanza di tutti i club presenti in 4 continenti del Panathlon International. È un evento importante che si inquadra anche nel periodo importantissimo della città di Agrigento, la città della cultura 2025. È stato organizzato qui in questa splendida location dove accoglieremo, grazie al lavoro immane del club di Agrigento e dei collaboratori, di tutti coloro i quali hanno voluto darci l'opportunità di passare questi 3 giorni, tra l'altro non solo con un impegno elettivo che sarà celebrato nella mattinata del sabato 15, ma anche con un convegno molto importante che parla di sport al femminile, di inclusione, di disabilità e quindi di tutto ciò che il mondo dello sport ha bisogno ancora oggi, e forse più oggi di prima, di mettere in evidenza per promuovere il giusto modo di vivere lo sport. Il Panathlon nella sua mission ha il fair play.
Fair play, già lo dice la parola stessa, il concetto di fair play è purtroppo oggi a volte molto poco seguito, ma voglio anche testimoniare che nell'ambito del Panathon esistono delle carte che noi promuoviamo presso le scuole, presso le società sportive, in particolare la carta dei diritti del ragazzo nello sport, la carta dei doveri del genitore nello sport, oltre appunto alla carta del fair play che è il nostro mantra. E oggi stiamo presentando insieme al Panathon, l'amministrazione è felice di sostenere questo genere di attività. Si celebrerà un evento che si svolge ogni 4 anni, un appuntamento che eleggerà appunto il presidente internazionale del Panathon. Il Panathon, che è un club service a livello internazionale, quindi riconosciuto dal CONI, che pratica la divulgazione dello sport, il fair play, quindi la crescita nell'ambito sportivo dai giovani ai meno giovani, quindi diciamo che è un elemento importante all'interno dello sport, perché fanno un'attività davvero encomiabile, quindi siamo orgogliosi di celebrare questo prossimo congresso il 14 e il 15 giugno qui ad Agrigento, dove verranno appunto tantissime persone da tutte le parti del mondo, quindi grazie al Panathon e grazie anche all'assessorato regionale al turismo che ha voluto sostenere questa iniziativa.